Questa sera si conclude la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Abbiamo avuto a Realmonte degli ospiti illustri, dei magistrati integerrimi, oltre a nostri concittadini come Carlo Palermo, che hanno presentato i loro testi. Memoria e Patrimonio è una rassegna pensata per trasferire alle nuove generazioni il nostro bagaglio, la nostra identità, il nostro patrimonio storico. Questa sera si aggiunge pertanto un tassello a questo puzzle che servirà per costruire un futuro consapevole. Questa è una delle ultime attività di Costa Bianca 2023 che si chiude con un bilancio, l'ho detto prima, assolutamente positivo, e ce ne saranno altre attività, una proiezione di un film, un'altra manifestazione letteraria. Comunque, quando si fa squadra si riesce a fare la differenza, ciascuno facendo il proprio dovere, ciascuno per quanto di sua competenza, insieme per fare la differenza. Insomma, una serata interessante dove sono stati toccati tanti temi, la memoria, i valori che si tramandano dalle generazioni passate a quelle future. E quindi è stato toccato anche il tema della legalità, della giustizia, della verità, che sono un po' i temi che vengono ripresi dal romanzo. È importante conservare la memoria soprattutto di quelle storie, delle storie di quei uomini che hanno sacrificato la loro vita per i valori in cui credevano. Quindi è stato molto significativo la citazione dei caduti, delle vittime della mafia, in particolare del giudice Falcone e del giudice Borsellino. È stato citato anche il giudice Livatino, magistrati che credevano profondamente nel senso, nel noumeno della loro professione, e che hanno avuto il coraggio di sfidare dei macrosistemi di potere per affermare un principio elementare di giustizia, che poi è il principio primo della comunità e del senso della comunità di cui si è parlato stasera. E quindi devo dire un'esperienza veramente qualificante. Noi questa sera, visto che il tema era identità, abbiamo cercato di tenere viva la nostra identità attraverso la musica siciliana, l'identità della nostra terra, le nostre origini, le nostre radici, perché per un popolo avere sempre queste radici ben salde è la cosa principale per poter andare avanti e per poter vivere nel futuro. Si è conclusa la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, 5 incontri culturali che hanno accompagnato la comunità di Realmonte per tutto il mese di agosto, e oggi abbiamo concluso con un tema, la comunità come punto di riferimento culturale. Con illustri ospiti abbiamo avuto il magistrato Fabio Pilato, con la sua opera Il magistrato ipocrita, Francesco Consiglio in collegamento telefonico con il commissario Sperduto e il dottor Carlo Palermo per quanto riguarda invece Alamein. Ecco, 3 appuntamenti, 3 momenti all'interno di questa serata che hanno voluto centrare il concetto di memoria e patrimonio incastrato nell'attualità, quindi vivere il presente avendo piena consapevolezza del passato, e lo abbiamo fatto quindi attraverso il concetto di memoria e patrimonio in rapporto alla cultura. Quindi grazie al sindaco di Realmonte che ha voluto continuare questo progetto di questa rassegna letteraria, e il mio invito quindi è quello di continuare a svolgere altri appuntamenti culturali, tra i quali avremo il 3 settembre Beniamino Biondi con l'Isola Spettrale proprio a Realmonte. Credo che sia andata bene la rassegna del teatro. Abbiamo fatto 6 serate dove c'è stata una ottima presenza di pubblico, poi ho concesso anche, concesso tra virgolette, la collaborazione per le serate culturali. Ritengo che l'obiettivo lo abbiamo tutti centrato, in quanto la squadra ha funzionato e ognuno ha collaborato con l'altro senza né gelosia né tantomeno avere la vanità di voler fare da solo.